Tragedia ad Alleghe, 63enne di San Pietro di Feletto perde il controllo degli sci, finisce fuori pista e si schianta cadendo in un dirupo. Ubriaco al volante, mandava piane, così è stato assolto. Parla l'avvocato che ha ottenuto questa sentenza per il suo cliente e per l'associazione Vittime della Strada. È un precedente inquietante. Al tempo in arrivo, con neve che dalla collina arriverà anche in pianura, il piano provinciale per evitare il caos. La testimonianza di uno dei residenti di San Tommaso a Gordino, ferito nel rogo che la scorsa notte ha devastato 2 case e 4 fienili, super lavoro dei vigili del fuoco. Furto di profumi, danneggiamento, addirittura rapina impropria, autori 4 giovani ieri da Coin in pieno centro storico a Treviso. Il piano di recupero dell'ex caserma Salsa dopo l'acquisizione gratuita dal demanio, il sindaco Mario Conte dice troveremo i fondi per riqualificarla. Singolare incidente a Fontanelle, la rottura della valvola di una cisterna provoca lo sversamento di litri e litri di vino in un corso d'acqua vicino allo stabilimento. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. La edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre con una tragedia avvenuta in montagna ad Alleghe durante una giornata che era una giornata spensierata per un 63enne nato a Susegana ma residente a San Pietro di Feletto che era sugli sci, poi un tragico incidente. Stava scendendo con gli sci ai piedi lungo la pista denominata Col dei Baldi, Pian dei Sec, quando ha perso il controllo, precipitando in un dirupo da un'altezza di circa 6 metri e morendo nell'impatto con il suolo. L'ennesima tragedia sulle piste a mezzogiorno ad Alleghe, nel Bellunese, nel comprensorio sciistico del Civetta, a perdere la vita un 63enne di San Pietro di Feletto, Roberto Calleghero, originario di Susegana. Le cause della rovinosa caduta sono ancora in corso di accertamento. Da quel che risulta al momento, Calleghero avrebbe perso autonomamente il controllo degli sci, superando a forte velocità un leggero pendio fuori pista prima di precipitare. Non si sarebbe dunque trovato davanti un qualche ostacolo improvviso, non avrebbe sbagliato percorso, improvvisamente non sarebbe più riuscito a governare gli sci. Pochi istanti poi la caduta che non gli ha lasciato scampo. Il 63enne è morto sul colpo, tanto che il medico del SUEM 118, intervenuto assieme ai carabinieri sciatori di Caprile, ne ha dovuto dichiarare il decesso. Il magistrato ha autorizzato la rimozione del corpo. La salma è stata trasportata nella camera mortuaria del cimitero di Alleghe, dove in seguito all'ispezione cadaverica sarà poi restituita ai familiari. Una tragedia, ha commentato il sindaco di San Pietro di Feletto, Loris D'Alto, raggiunto dalla notizia. E adesso parliamo di una sentenza che fa discutere in queste ore. Ubriaco al volante, mandava piano e così è stato assolto, non in primo grado ma in corte d'appello e poi in Cassazione. E parla l'avvocato Paolo Salandin che ha ottenuto per il suo cliente, un 30enne di Spresiano, questa sentenza che però secondo l'associazione familiari Vittime della Strada può creare un precedente inquietante. In primo grado era stato condannato per guida in stato di ebbrezza a 20 giorni d'arresto, 1.000 euro di multa e 8 mesi di sospensione della patente, dopo essere stato fermato al volante della sua auto con un tasso di alcol nel sangue di oltre il doppio il valore massimo consentito. Ora un 33enne di Spresiano, difeso dall'avvocato Paolo Salandin, è stato graziato sia in appello che in Cassazione per particolare tenuità del reato. Come mai? Guidava a velocità molto bassa, non ha causato incidenti, ha collaborato con la polizia quando è stato fermato facendo l'alcol test senza protestare. È un caso in cui non vi era sinistro stradale, non c'è stata alcuna quindi violazione ulteriore al fatto di essere in ebbrezza media, quindi a livello medio, il trasgressore aveva 1,10, però non ha commesso sinistri stradali, ha collaborato con i militanti, si è dispiaciuto di quello che è accaduto e ha mostrato un ravvedimento, che è quello che poi ha accolto la Corte d'Appello e la Cassazione. Insomma, nonostante l'ebbrezza, un fair play ed una serie di comportamenti virtuosi che alla fine hanno pagato, facendo sì che i giudici della Corte d'Appello di Venezia accogliessero il ricorso dell'uomo con sentenza confermata in Cassazione, assolto in via definitiva. Una sentenza destinata a fare storia, perché per la prima volta si è applicato al reato della guida in stato di ebbrezza il concetto di non punibilità per particolare tenuità. È chiaro che casi analoghi, quindi soggetti trovati in un'alterazione intermedia, che non hanno causato sinistri, anche in guida notturna, perché questa era l'aggravante
che spesso diciamo accomuna questi casi, quindi la guida notturna, potrebbero essere trovare in questi applicazione con questa sentenza della Cassazione. Sentenza accolta con perplessità dalle associazioni dei familiari delle vittime della strada, preoccupati che si crei un pericoloso precedente. Questa persona per fortuna non ha combinato niente, ma in questo caso forse è stata fortuna che non abbia trovato qualcuno nella sua strada e quindi le cose sarebbero state diverse. E quindi noi non dobbiamo essere permissivi, ma deve esserci la chiarezza che quando si va in strada non si beve. A proposito di strade che potrebbero essere a rischio nelle prossime ore con il maltempo in arrivo e soprattutto i fiocchi di neve, allora è scattato il piano provinciale antineve. Neve anche in pianura, le previsioni del tempo annunciano un peggioramento dalla tarda serata con precipitazioni nevose anche in pianura. Gli accumuli non dovrebbero essere particolarmente consistenti, indicativamente qualche centimetro, ma potranno variare sensibilmente da una zona all'altra. La Regione Veneto ha diramato lo stato d'attenzione fino a giovedì mattina. In provincia di Treviso il piano neve è pronto a scattare. Il piano neve è stato finanziato con il bilancio che abbiamo approvato per i fabbisogni che sono standardizzati sostanzialmente. E che cosa prevede? Prevede la messa a disposizione sul territorio delle strade provinciali di 42 aziende che sono pronte ad intervenire nell'arco di mezz'ora dal momento in cui vengono chiamate, e oggi è allertato. L'invito comunque, qualora dovesse come previsto nevicare in pianura, è quello di prestare la massima prudenza alla guida, evitando di utilizzare i mezzi privati se non strettamente necessario. Le strade verranno pulite, ribadisce il presidente della provincia. Spazzaneve e Spargisale sono pronti a partire, essendo stati finanziati gli interventi di pulizia. Non altrettanto si può dire per tutti gli altri interventi di manutenzione delle strade provinciali, finite ai primi posti della classifica dell'ACI per numero di incidenti a chilometro, ed il presidente Marcon allarga le braccia. Negli ultimi anni le risorse che la provincia di Treviso ha potuto investire in sicurezza stradale, in manutenzione ordinaria o straordinaria che sia, sono state molto limitate, pari allo zero oserei dire. Ci sono delle criticità segnalate in virtù dell'incidentalità che è successa e che conosciamo dai dati. Oggi dirvi una più dell'altra correrei il rischio di creare delle illusioni che non voglio creare, anche perché non so quante risorse avrò a disposizione per la risoluzione di questi problemi. Torniamo alla cronaca e a Silea, perché proseguono le indagini dei carabinieri sulla pallottola recapitata nella cassetta della posta del commercialista Roberto Gambera. Una busta bianca, nessuna lettera, solo il contenuto inquietante che rimanda a un avvertimento, anche se il destinatario, sentito dai militari dell'Arma della compagnia di Treviso, ha negato di avere sospetti su qualcuno. Non ho alcun nemico, ha detto, affermando di non aver ricevuto minacce in precedenza e di non avere quindi idea di chi possa essere l'artefice della missiva. Si indaga sui contatti professionali e personali del commercialista, ma al vaglio ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di individuare chi abbia fisicamente lasciato la busta nella cassetta delle lettere. E da Silea al centro di Treviso, con i momenti di panico che hanno scatenato 4 giovani ieri in pieno centro storico a Treviso, da Coin. Una vera e propria scorribanda, finita con un arrestato e 3 denunciati, a fare da sfondo il negozio Coin di Corso del Popolo, in pieno centro storico a Treviso, dove ieri mattina intorno alle 9:30 4 giovani tra i 20 e i 27 anni hanno messo a segno una serie di furti e nell'ultimo hanno addirittura aggredito il personale del negozio, danneggiando la porta scorrevole d'ingresso. Nel mirino dei primi 2, entrati nel grande magazzino dei profumi di marca, scoperti, si sono dati alla fuga. Mentre gli addetti alla sicurezza visionavano l'impianto di videosorveglianza, altri 2 giovani dello stesso gruppo hanno replicato il furto. Venendo subito notati, per riuscire a scappare si sono lanciati verso l'uscita, danneggiando la porta. Uno, caduto a terra, ha preso a calci e spinte 2 commesse che tentavano di trattenerlo. La polizia ha rintracciato i 4, già noti per altri furti, nei pressi della stazione. Con loro avevano ancora i profumi rubati del valore di 500 euro, ma anche coltelli e marijuana. Il 24enne italiano di origini cilene con i profumi è stato arrestato. Gli altri 3, un 20enne e un 27enne, anche loro di origini cilene, e un italiano di 26 anni, sono stati denunciati. Lasciamo per un attimo Treviso e volgiamo il nostro sguardo a San Tommaso Agordino, la frazione di Piaia, soprattutto quella devastata la scorsa notte dal pauroso incendio che ha visto i vigili del fuoco lavorare per tutta la notte.
La notte intera passata a cercare di domare le fiamme. Di giorno, sebbene esausti, il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito. Altre squadre sono state impegnate mattina e pomeriggio a bagnare quel che rimane di tetti e fienili. Montagna senza pace. Ieri sera, poco prima delle 20, l'incendio a Piaia di San Tommaso a Gordino ha divorato 4 fienili e 2 abitazioni. Non si sono fortunatamente registrati feriti, se non un residente che nel tentativo di contenere le fiamme del proprio fienile ha riportato delle ustioni al viso e alle mani quando ha deciso di cercare di salvare la sua autovettura. L'uomo di 80 anni è stato medicato e poi dimesso dal pronto soccorso. È passato un signore qua, che abita sopra qua, e passando non ha visto niente. Quando è andato più in alto ha visto già le fiamme che salivano fortemente. Allora l'ha chiamata? Sì, e mi ha detto vai a prendere le chiavi della macchina che la portiamo via. Non è stato possibile. Ormai davanti cominciava a prendere fuoco e io ho detto ma no. Tanto spavento? Tanto. A intervenire i vigili del fuoco da Agordo e Belluno, che hanno proseguito le operazioni di bonifica dei fienili e delle abitazioni danneggiati dalle fiamme, che continueranno a lavorare fino alla messa in sicurezza totale dei luoghi. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Un bilancio che poteva essere molto più grave, con un vento forte altre case potevano essere coinvolte. Poteva finire peggio però. Sì, se c'era il vento qua partiva tutto. Nel male è andata bene. E la fortuna non è mancata anche quando è scoppiata, a causa delle fiamme e delle alte temperature, una bombola di gas che si trovava all'interno di una delle abitazioni. Solo in quell'istante i vigili del fuoco erano lontani dalla casa. Rimane lo sconcerto e l'amarezza per l'ennesima prova a cui questo territorio è stato sottoposto. Sì, purtroppo quest'anno tra l'alluvione e tutto. Una montagna davvero senza pace, 1 milione di danni, circa la prima stima del pauroso incendio. Adesso le parole del sindaco che parla del grande lavoro dei vigili del fuoco, ma anche delle persone che hanno scampato il pericolo. Dispiace perché sia loro che un'altra signora anziana qui, quello che hanno visto insomma mi fa pena, perché è difficile insomma far capire che non potranno mai rientrare subito a casa, bisogna fare i lavori e questa signora vorrebbe rientrare subito, ma è qui ospitata dei suoi concittadini che la stanno accudendo, sono tutti in gamba, bravi. Difficile insomma ragionare con loro perché chiaramente hanno una certa età e vedono i propri sacrifici della vita che sono andati in fumo in poche ore. La signora ha 80 anni, compie gli 80 anni proprio quest'anno. Viveva da sola, era autosufficiente, poi è difficile anche perché lei non vuole essere aiutata, sai, come classiche gente di montagna, si vede imbarazzata a farsi dare una mano perché abituati da sempre a lavorare, farsi dare una mano sembra che disturbino gli altri. Io ho cercato di rasserenarla per questo, che siamo tutti vicino a lei e spero che pian pianino possa comprendere. Non è stato facile perché arrivare in queste zone le strade sono strette, le case sono vicine alle strade, acqua ne soffriamo perché dopo l'evento dell'alluvione fa sì che abbiamo anche l'opera di presa e l'acquedotto rovinato, non poteva fornire acqua al 100%. Però insomma si interscambiavano con le autobotti su un'altra opera di presa e sono riusciti a fare miracoli, salvare anche le altre case perché poi era proprio come un domino e si spegneva una e si accendeva l'altra perché poi il calore, sono tutti vicini e dai, sono riusciti a fare un gran bel lavoro. Il legno vecchio era più infiammabile e poi 4 uno vicino all'altro, sì, era come mettere lì 4 taniche di benzina. Adesso speriamo che a primavera tutti questi eventi insomma si calmino, perché adesso penso che i nostri cittadini abbiano già pagato dazio parecchio insomma. Queste le parole del sindaco. Torniamo a Treviso, un altro sindaco, il sindaco del capoluogo Mario Conte, che parla, dopo l'acquisizione a titolo gratuito di un'ampia fetta dell'ex caserma Salsa, della riqualificazione dell'ex caserma Salsa.
Un'area strategica perché andrà a servire non solo il quartiere di Santa Maria del Rovere ma anche Selvana e Fiera, e quindi andremo a rigenerare un buco nero della nostra città. Il cosiddetto federalismo demaniale fa incassare all'amministrazione comunale guidata da Mario Conte un risultato che i suoi predecessori non erano riusciti a centrare: acquisire al patrimonio municipale quasi 30.000 metri quadrati dell'ex caserma Salsa da destinare ad associazioni sportive e culturali. Grande soddisfazione, riusciremo a dare grandi risposte a tutte quelle associazioni che da anni chiedono degli spazi per poter svolgere sport come karate, judo, scherma, tutti quegli sport che si svolgono all'interno delle palestre ma che oggi non trovano ospitalità all'interno del comune di Treviso. E poi nella palazzina si potranno andare a realizzare degli spazi associativi per un sacco di associazioni culturali o sociali che anche per loro svolgono un lavoro importante nel comune, ma purtroppo per molti di loro non c'è la disponibilità per una sede. Una riqualificazione totale per l'area, visto che nei rimanenti spazi si insedieranno Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Resta la questione di dove recuperare i fondi per un intervento così imponente. Il rischio è quello di acquisire un bene da oltre 3 milioni di euro che potrebbe trasformarsi in un costo piuttosto che in una ricchezza, ma il sindaco accantona subito ogni dubbio. Noi partiremo subito con la progettazione, siamo fortemente convinti che a fronte di un'ottima progettazione si troveranno anche le sponsorizzazioni private per poter dar corso a questo progetto di riqualificazione. L'amministrazione sicuramente è disposta a mettere una parte di questi fondi e poi chiederemo aiuto a tutte quelle associazioni che invece di pagare affitti possono comunque impegnare dei loro fondi per riqualificare quelle porzioni di area che gli verrà destinata. Andremo ad attingere anche ai fondi europei o fondi regionali, quindi la parte del ricavare i soldi per la riqualificazione in questo momento non mi preoccupa. Chi invece si preoccupa di questa parte, cioè dei finanziamenti, è il Partito Democratico Cittadino. Sentiamo. L'aspetto economico dell'operazione legata all'ex caserma Salsa impensierisce le forze politiche di minoranza. Se il sindaco Conte al momento non si preoccupa della questione finanziamenti, dal Partito Democratico Trevigiano viene subito messa in rilievo. Non sono pochi i soldi che serviranno e gli investimenti che serviranno per realizzare tutto questo. Ecco, c'è da domandarsi se davvero questa amministrazione riuscirà a trovare, anche con gli sponsor o comunque con i privati che a quanto pare si sarebbero già fatti avanti, se davvero riusciranno a realizzare tutto questo. Se anche fosse in minima parte, piuttosto di niente, sicuramente sarebbe importante, però li aspettiamo alla prova dei fatti. Anche il PD fa il tifo perché l'operazione arrivi in porto. La stessa compagine di centrosinistra, guidata da Giovanni Manildo, aveva tentato di portare a casa l'ex caserma di Santa Maria del Rovere. Evidentemente, dice Grigoletto, la Lega è stata più fortunata di noi. Non siamo invidiosi, aggiunge, quel che importa è esserci riusciti. Se davvero alla progettualità finora soltanto annunciata corrisponderanno poi dei fatti reali e concreti, noi avremo qui in questa realtà dell'ex caserma Salsa la possibilità di vedere ospitate associazioni, gruppi sportivi, palestre e aree per sgambatura cani e quant'altro, insomma, quindi una operazione senz'altro che non può che ricevere da parte mia l'apprezzamento e l'incoraggiamento. Dall'ex caserma Salsa all'ex caserma Piave, per Grigoletto, se le associazioni troveranno posto a Santa Maria del Rovere non ci sarà più motivo di far andare via il centro sociale Giango da via Monterumici. Non c'è mai stata la volontà da parte di questa amministrazione comunale leghista di mandare via il centro sociale, lo ha sempre usato contro la precedente amministrazione per motivi semplicemente elettorali e propagandistici. Adesso pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, parliamo di reddito di cittadinanza. Ieri a Roma l'incontro tra l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan e il ministro Luigi Di Maio, un vertice che però ha lasciato più dubbi che certezze, come ha testimoniato la stessa Donazzan a Ring ieri sera. È molto dettagliato questo decreto legge, però non capiamo come possa funzionare, perché dalla mia esperienza molte di quelle cose lì sono inapplicabili. Da Roma a Venezia con più perplessità che certezze. L'itinerario è quello di Elena Donazzan, che da assessore regionale al lavoro si incontra direttamente con Luigi Di Maio, un vis-à-vis per mettere nero su bianco l'applicabilità della rivoluzione pentastellata il reddito di cittadinanza. Premessa d'obbligo dell'assessore. Non sono contraria, dice, a priori a questa riforma.
Così come è stato modificato, il reddito di cittadinanza ha il suo aspetto positivo nell'agganciare i beneficiari all'obbligo di trovare un lavoro. Ma gli aspetti positivi si fermano qui. Lo rivela in collegamento a Ring. Abbiamo bisogno di avere qualche risposta in più, nel senso che le regioni hanno detto: noi il nostro pezzo, quello delle politiche attive, quello che riguarda i centri per l'impiego, la presa in carico dei beneficiari, siamo in grado di farlo. Ci chiediamo che cosa siano e che cosa faranno i navigator. Forse a me non piace il nome, gliel'ho detto, ma abbiamo capito che saranno 6.000 che dovrebbero essere assunti da ANPAL. E allora, secondo problema, come dovranno lavorare fianco a fianco sul territorio con gli operatori dei centri per l'impiego. Dubbi legati anche alla tecnologia, cara ai 5 Stelle. Questi portali su cui si basa molto l'attenzione, le aspettative del governo e del ministro, ci pongono però una grande questione. Tutti quelli che hanno parlato di politica del lavoro in questi anni sanno che ci siamo sempre scontrati con portali molto impegnativi nella loro costruzione, con una efficacia pari a zero. Ombre e perplessità pure su un altro aspetto cruciale, gli incentivi alle imprese legati però ai contratti a tempo indeterminato. Ma io non ho mai visto nessuno essere assunto immediatamente a tempo indeterminato. Il passaggio è contratto a tempo determinato, vari tipi di... perché ci si deve conoscere, quindi anche questo è un po' un problema. Insomma, una corsa contro il tempo per farsi trovare pronti a fine aprile, potenziando anche i centri di impiego. Diciamo che l'aspettativa è quello di avere intanto altre 200 persone da mettere nei centri per l'impiego, però l'unica cosa che mi preme dire è che i navigator ci dicono che cosa stanno a fare, oppure... Sì. Che se li tengano all'ANPAL nazionale, perché le mie politiche del lavoro le sappiamo far funzionare con le risorse che abbiamo. Perplessità diverse sono quelle dei comitati di Volpago del Montello. L'unica faccia nera dopo l'accordo Terna-Regione di ieri è proprio quella della zona di Volpago del Montello. Vediamo perché. Ci troviamo traditi, come paese ci troviamo proprio emarginati. Se tra Dolo e Cammin esultano i cittadini per l'interramento dell'elettrodotto, a Volpago del Montello la firma dell'accordo con la Regione per la realizzazione della stazione Terna non piace proprio. Contro il progetto sono state raccolte 2.600 firme e 18 sindaci dell'asse tra Scorzè e Volpago avevano proposto un'alternativa. Nel comune alle pendici del Montello della stazione Terna non ne vogliono sentir parlare. Il nostro territorio, ribadiscono i cittadini riuniti nel comitato Volpago Ambiente, ha già dato molto sul fronte ambientale. Un passaggio di una pedemontana di 6 km e 600 metri che è il più lungo tratto su un comune, e questo già dà un sfregio sul nostro comune. Ci sono cave che hanno lavorato, hanno tolto terra e questo non ci va bene. Si aggiunge anche questa stazione che noi, su un posto fantastico che noi non vogliamo. E mentre si confida ancora in una possibile trattativa, giovedì i cittadini si troveranno per decidere il da farsi. Striscioni, manifestazioni, si vedrà. Di certo per i comitati c'è un'alternativa. Ci sono altre alternative, questo è il bello, ci sono altre alternative lungo l'autostrada 27, interrata naturalmente, è un po' più lunga e quella è la soluzione, secondo noi è la soluzione migliore. E adesso a Fontanelle con il singolare incidente avvenuto in mattinata, ovvero lo sversamento di litri e litri di vino in un corso d'acqua vicino a una cantina. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar. Ok, non siamo a questi livelli estremi, perché nel caso in questione il pesce non ha fatto molte storie a sorseggiare la birra, mentre gli eventuali abitanti del fiumiciattolo di Fontanelle il vino se l'ha solo visto arrivare addosso. Ma tant'è. Chi è intervenuto stamani in via Chiesa, un primo pensiero ironico al di là dell'emergenza da circoscrivere, se l'è fatto venire. Succede quando a sversare nel corso d'acqua sono centinaia di litri di vino. Guasto in una cantina a pochi passi, si rompe la valvola di una cisterna e il guaio è servito in pochi istanti. Il prelibato vino finisce nel fiumiciattolo con buona pace o meno di pesci e rane. E i sorrisi finiscono qui perché l'incidente ha mosso i vigili del fuoco, che hanno dovuto posizionare le panne assorbenti e contenere gli effetti della contaminazione. E sull'episodio sono in corso anche indagini dell'ARPAV. Insomma, non è certo finita a tarallucci e vino.
A 20:10 fra pochissimo con Ferdinando Avarino, Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso, e Alberto Villanova della Lega. E adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Ondata di gelo sulle nostre regioni e la neve potrà fare capolino. Nel dettaglio, in Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata e non si escludono locali nevicate fino in pianura, possibili un po' su tutte le province e localmente anche abbondanti. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 0 e 4 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con un cielo che si presenterà molto nuvoloso e coperto e con fiocchi di neve fino al piano, possibili un po' ovunque. Andrà gradualmente migliorando già a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 1 e 3 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nessuna novità di rilievo, anche in questo caso l'ondata di maltempo colpirà la nostra regione con locali nevicate talvolta abbondanti. Quota via via in rialzo col passare delle ore. Temperature minime a 0 gradi, massime tra 5 e 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.